E allora, una buona serata a tutti quanti, un bel pubblico, finalmente, semifinali Crese Cup, Gomme Marcello, maglia nera, pronti a dare il calcio d'inizio, Brada Impex, chiaramente da destra verso sinistra. Dirige l'incontro il signor Nicola Palmin, guardalinee Malvestiti e Royaz. Si comincia, due tempi da 25 minuti, eventualmente supplementari da 6 e poi calci di rigore. Praticamente serbi contro sloveni, sarà sfida molto tecnica, anche quella successiva. Zetto intanto in mezzo a due, esce bene, poi si scontra con Sain che recupera. Occhio che c'è Grujic, tutto solo in mezzo, Milan Grujic, controllo e sinistro, vincente. Milan Grujic, 1,40 sul cronometro, il vantaggio è di Brada Impex. È uscito molto bene dal raddoppio Zetto, poi però Sain ha intercettato subito. E Grujic con tutto quello spazio raramente sbaglia davanti al portiere. Rimessa laterale con Crosato che va teso verso Mujesan che stoppa benissimo. Jan Pacor va un po' morbido e Mujesan da lì punisce immediatamente. Dura 2 minuti il vantaggio di Brada, 3,5 sul cronometro, 1-1. Davvero un gran lavoro a centro area di Matteo Mujesan, da centravanti vero quale lui. Ora occhio perché si dimenticano ancora Grujic, Bonin, paratone di Matteo Bonin. Sandi Besic adesso, duello con Kociani. Sbaglia tutto con Tentindo, superiorità numerica, Tentindo per Mujesan. Controllo su Besic, seduto Mujesan. La doppietta del capitano delle Gomme Marcello. Mette la freccia la squadra nero-arancio, 2-1 adesso, doppietta per Matteo Mujesan. Imperdonabile passaggio orizzontale a metà campo, Tentindo come un falco si è fiondato su questo pallone. Ora Grujic prova già dal cerchio di centrocampo in pratica, un po' di fretta. Rimpallo lo premia, possesso ancora per Brada. Subito battuto con Besic, linea di fondo, pallone all'indietro, Sain ci mette la gamba e il corpo con coraggio, Kociani. Poi Mujesan la difende, gliela sradica Sain e Grujic spiazza Bonin che con un altro paratone salva il gol. Altro grande intervento di Bonin, subito battuto ancora il corner, Grujic vuole il fondo, ritmi veramente furiosi. Rimessa a cambiare gioco, Kociani potrebbe anche provarci. Scarica invece su Tentindo che si crea un po' di spazio. Serie di finte, Zetto sulla tre quarti, appoggia per Crosato. Prova a smarcarsi Mujesan, invece gira palla a squadra nero-arancio. Kociani adesso rasoterra! Leggerissima deviazione però ininfluente, bravo Mujesan a saltare, a fintare e a mandare fuori causa contento. Kociani 3-1 Gomme Marcello, 17esimo. È reazione veramente da grande squadra quella delle Gomme Marcello. Sotto subito, capace di recuperare in 2 minuti e adesso a +2. E adesso Tentindo manda a vuoto Besic. Tentindo in fuga, attenzione sul fondo, il pallone all'indietro, Mujesan! Tripletta del capitano, ma qui gol di Tentindo possiamo dire, anche se la firma è ancora del bomber. 4-1 Gomme Marcello. Qualche giocatore di Brada Impex deve ancora entrare in partita evidentemente. E le Gomme Marcello ne approfittano, hanno i giocatori per farlo. Adesso attenzione perché Tentindo era ancora tutto libero, non riesce la sponda di Mujesan, bravo Pacor qui. Tende a sbilanciarsi, un po' a sfilacciarsi la squadra bianco-blu. Lionetti, bella sponda per Grujic. Che golasso ragazzi. Fatto benissimo, sponda stupenda, Grujic specchio aperto e di mezzo allo scarto, doppietta personale del 10. Prima rete di Mujesan, gol di Tentindo, qua giustamente dicono gol di Grujic, ma in buona parte anche di Lionetti che gli ha messo una sponda veramente strepitosa. Quindi appunto calci d'angolo, falli laterali, punizioni e quant'altro. Intanto Palmin mette fine a un bellissimo primo tempo, 3 ammoniti per carità, ma soprattutto 6 gol, che è la cosa più importante. 4 delle Gomme Marcello e 2 di Brada Impex. Qualificazione alla finale, ancora tutta da decidere.
E allora cenno d'intesa dell'arbitro Nicola Palmin, ricordiamo anche i guardalinee Matteo Royaz dalla parte opposta e qui sotto la tribuna Riccardo Malvestiti. Si comincia con Brada Impex sotto di 2 reti, 2 per i blu e 4 per le gomme Marcello. Besic prova subito ad accorciare le distanze, ma Bonin controlla. Protagonista di 3 interventi veramente superlativi, il portiere delle gomme Marcello. Contento in pratica, non è dovuto mai intervenire. Allora angolo già battuto, Besic con Sain. Pallone dentro, attenzione! Prova la correzione di tacco, Lionetti liscia e poi Grujic con 2 avversari davanti, non riesce a correggere. E ora ancora rimessa. Pronto a staccarsi Kociani. Arriva il tocco per Sandy Besic, rasoterra col passo un po' lungo, Bonin altra parata. E adesso va a smanacciare per Sain, ma è andato fuori tempo però. Dice palla. Panchina di Brada Impex non la prende benissimo, diciamo. Ora Mujesan, grande controllo su ferro. Mujesan! Vicino al poker personale. Sfiora soltanto l'incrocio. Se n'è andato di forza su Sebastiano Ferro. Intanto protesta in panchina. Qualcuno ne farà le spese. E ora gentile omaggio di Bonin verso Contento. Permette a Brick di impostare verso Lionetti. Col parastinco quasi qua per Sain. Pallone finisce di là. Mujesan contro Ferro. Arrivano in 2 a dare una mano. C'è Zetto. Subito il pallone dentro per Tentindo. Sponda Mujesan. È una squadra che gioca per il proprio bomber. E il bomber non perdona. Poker di Mujesan. E quinta rete gomme Marcello. Altro contropiede veramente gestito alla perfezione. Fuori Grujic, rientra Sandy Besic. Adesso 11° del secondo tempo, più 3 gomme Marcello, che hanno le mani sulla partita al momento. Ne ha 2 addosso, prova a passare, Tentindo si rifà e riconquista palla con grande grinta. E poi va a puntare Brick. Appoggio per Stipancic, che può provare a chiuderla. Stipancic contro Pacor, bello il doppio passo. Contento, si lancia sui piedi dell'avversario. Ora altri cambi, fuori Sain per Brada Impex, rientra Stancic. Stipancic cercato da Kociani. Adesso rimessa laterale, mette fuori Stipancic, Brick di prima intenzione, Grujic se la trova lì. Bellissima la sponda per Pacor, Bonin ancora. Si tuffa dalla parte giusta, le ha prese tutte Matteo Bonin. E ancora adesso in presa. Grandissima prestazione davvero. Adesso Bonin va morbido e preciso da Tentindo. E Besic smista per Chris Brick. Pacor. Ancora Besic, Kociani. Lettura spettacolare. E parte a 100 all'ora. Di slancio supera Pacor. Kociani il sinistro. Ancora Contento. Nonostante la caviglia così così. Quando anticipa, arriva sul pallone col passo giusto, Kociani diventa disarmante per potenza e velocità. Zetto ancora a intervenire, poi Kociani vince di forza il duello con Sandy Besic. Ora duetto con Stipancic, ancora Kociani. Che gol di Kociani! Mette il punto esclamativo su una super prestazione con un gol meraviglioso. 6-2 di Kociani. E gomme Marcello in finale, possiamo dirlo ormai. E arriva così il triplice fischio di Nicola Palmin. Gomme Marcello con merito, qualificate alla finalissima di mercoledì sera. A seguire Trieste Costruzioni contro Edil New, chiaramente sempre qui sul campo 1. Dopo questo super gol Kociani ha rischiato fortemente di essere il migliore in campo della partita. Mujesan ne ha fatti 4 e dovrebbe essere plebiscito, ma se mi permettete, visto che ha segnato solo 2 gol Brada Impex, mi permetto di eleggere il portiere delle gomme Marcello, Matteo Bonin, come migliore in campo della sfida. Se è finita a più 4 per i neri è stato soprattutto merito suo.